Ovviamente questo è un importante progetto europeo che guarda al futuro, guarda ovviamente a salvaguardare la risorsa acqua, che è il nostro oro blu, che purtroppo a causa dei cambiamenti climatici ma anche a un prelevo da parte delle falde in maniera, possiamo dire anche certe volte anche in maniera abusiva, e sta mettendo veramente a forte rischio la risorsa acqua all'interno della nostra regione. Per questo noi supportiamo queste iniziative che sono volte ovviamente a studiare delle strategie per la ricarica delle falde per garantire questa risorsa alle future generazioni. Diciamo che spesso i consorzi di bonifica sono a volte sotto attacco a volte per i balzelli, per le tasse che mandano, però dobbiamo anche in questi momenti ringraziarli perché vediamo un grande lavoro fatto dai consorzi di bonifica che dimostrano che in questo caso veramente fanno un ottimo lavoro a servizio del Veneto e della nostra comunità nell'interesse ovviamente della ricarica delle nostre falde con dei programmi che ovviamente sono negli anni ma che servono veramente a costruire un bacino idrico, una banca idrica per il futuro.